Assessore Gibelli, quest'oggi si illustrano anche agli imprenditori quali sono i benefici dell'Art Bonus. Innanzitutto, che cos'è? Mi pare di capire una sorta di mecenatismo, se è ancora possibile e vivo. È mecenatismo. Il mecenatismo non è vivo, ma bisogna resuscitarlo. Diciamo che il nostro Art Bonus è anche un esorcismo per resuscitare il mecenatismo che nel nostro paese è un po', ecco, nella nostra regione possiamo dire carsico al momento, però i fiumi carsici a un certo punto affiorano e noi lo facciamo affiorare. Il concetto è semplice. Con l'Art Bonus, che può finanziare dei progetti, vuol dire che su quei progetti, se noi abbiamo a disposizione 1 milione, creiamo un volano per il quale arrivano 2,5 milioni. Quindi questo vuol dire che qualora avessimo, come io auspico ovviamente, come tutti credo speriamo, dei soldi in più che ci arrivano nei capitoli della cultura, anziché utilizzarli per fare lo scorrimento di graduatorie, dove avrebbero il loro valore nominale, 1 milione vale 1 milione, noi li utilizzeremo per finanziare ulteriori art bonus, perché se Regione Friuli Venezia Giulia ci mette 1 milione a copertura del mancato introito fiscale, genera un'aggiunta di 1,5 milioni, abbiamo 40-60, quindi queste sono le proporzioni, e invece di 1 milione diventano 2,5 milioni di sostegno e supporto ai nostri progetti culturali e al recupero del nostro patrimonio culturale. Perché un imprenditore privato dovrebbe farlo? Beh, dovrebbe farlo perché avrebbe la possibilità anche di avere non solo una pacca sulla spalla letterale, come quella che io faccio a lei, ma anche metaforica e un po' più di visibilità. Noi ogni 3 mesi pubblicheremo sui principali quotidiani nazionali l'elenco, l'albo dei virtuosi della nostra regione. I virtuosi sono gli imprenditori che qui producono reddito e danno benessere e che reinvestiranno sulla cultura della loro terra, avendo uno sgravio fiscale del 40%, che non è poco. Assessore Zilli, finanziariamente la Regione come si comporterà per le imprese culturali creative? Con una grande iniziativa che è stata voluta nella seduta dell'assestamento del 2019, che è l'Art Bonus, uno strumento innovativo che Regione Friuli Venezia Giulia mette in campo per quest'anno con una dotazione iniziale di 1 milione di euro al fine di favorire la collaborazione tra pubblico e privato per incentivare tutto il patrimonio culturale che c'è nella nostra Regione. Consiste nella predisposizione, nella fruizione di un credito d'imposta per chi decide di fare da mecenate nel nostro patrimonio culturale regionale. E per quanto riguarda invece la programmazione europea, la Regione come intenderà operare nei confronti della cultura? Con un grande impegno, come ci chiede l'Europa stessa, che vede nella cultura un veicolo importante per lo sviluppo economico e turistico dell'Europa tutta. L'Italia è la culla della cultura europea e il Friuli Venezia Giulia con questa iniziativa dell'Art Bonus si mette all'avanguardia delle pratiche migliori a livello internazionale. Nell'attuale programmazione Porfesre vi sono 4 milioni di euro destinati alle imprese creative con 57 progetti finanziati importantissimi. Continueremo su questa strada, convinti che attraverso la collaborazione tra pubblico e privato si possa migliorare il patrimonio culturale della nostra regione.